Per l'impegno, per il pathos con cui si sono accostati, spesso per la prima volta, a questa nuova esperienza. Ecco, siamo fra le prime regioni in Italia ad avere predisposto la logistica curando tutti i particolari. Abbiamo allestito in maniera davvero celere questo padiglione e il merito è di un ramo importante dell'amministrazione regionale, quello della protezione civile, guidato dall'ingegnere Salvo Cocina, che ha dedicato giorno e notte perché i tempi venissero rispettati. Adesso dobbiamo andare avanti, il commissario Costa non si ferma un attimo da quando è stato investito da questo compito particolare, sovraintende ogni attività. Naturalmente la direzione dell'ASP con la dottoressa Faraone vigila perché non ci siano intralci di carattere burocratico o amministrativo. Voglio anche ringraziare il direttore Di Liberti per quello che fa, insomma è una mobilitazione da parte di tutti.